Benvenuti, oggi è martedì 13 maggio 2025. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 19.59. La luna si leva alle 21.10 e cala alle 5.51. Oggi si venera Beata Vergine Maria di Fatima. Il 13 maggio 1917 tre piccoli pastorelli riferiscono di aver visto la Madonna a Fatima in Portogallo. Oggi 13 maggio celebriamo il World Cocktail Day, un evento che commemora la prima definizione ufficiale di cocktail pubblicata nel 1806 dal tabloid di New York, definito come un liquore stimolante composto da aromi di qualsiasi tipo, zucchero, acqua e amari. Questa giornata celebra l'arte e la creatività della mixology. Cominciamo con un grande augurio di buon compleanno a Stevie Wonder, una leggenda vivente della musica che oggi compie 75 anni. Considerato uno dei musicisti più innovativi del nostro tempo, Stevie ha trasformato il soul e il R&B, mescolando sapientemente pop, jazz, funk e reggae. Con 10 singoli al numero 1 nella Billboard Hot 100 e 25 Grammy Awards nel suo palmarès, Stevie Wonder è un'icona che ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Passiamo al calcio con gli auguri a Romelu Lukaku, che oggi compie 32 anni. Dall'esordio a soli 16 anni con l'Anderlecht fino a diventare uno degli attaccanti più temuti nei campionati più competitivi d'Europa. La carriera di Lukaku è stata una vera montagna russa. Dopo periodi di alti e bassi tra Chelsea, Manchester United e Inter, oggi Lukaku continua a dimostrare il suo valore nel Napoli. E non dimentichiamo Robert Pattinson, che oggi compie 39 anni. Dalla magica apparizione come Cedric Diggory in Harry Potter e Il Calice di Fuoco, al ruolo che lo ha catapultato tra le stelle, quello di Edward Cullen nella saga di Twilight, Pattinson ha continuato a evolversi come attore. Con ruoli in film di grande rilievo come Tenet di Christopher Nolan e The Batman di Matt Reeves, ha dimostrato di essere molto più di un idolo per adolescenti, consolidando la sua posizione come uno degli attori più dinamici del suo tempo. Il 13 maggio del lontano 1909 nasce una delle corse più leggendarie del ciclismo, il Giro d'Italia. Al via della sua prima edizione, 127 coraggiosi ciclisti si radunarono a Milano, in Viale Monza. Alle 2:53 di notte partirono da Piazzale Loreto per affrontare una titanica prima tappa fino a Bologna, coprendo 397 km. Dopo oltre 14 ore di fatica, il romano Dario Beni, in sella alla sua Bianchi, tagliò per primo il traguardo, vincendo in una volata emozionante. Come possono essere classificate le stelle? Le stelle sono così distanti da noi che è difficile dire quanto siano grandi o luminose, ma gli astronomi le raggruppano in categorie in base allo spettro, cioè in base agli elementi che sono presenti al loro interno ed all'energia che emettono. Come possiamo immaginare, lo spettro di una stella è una sorta di impronta digitale ed è quindi sempre diversa e dipende inoltre dalle dimensioni e dalla temperatura della stella. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna transiterà da Scorpione a Sagittario, creerà una mattinata un po' caotica e movimentata, opponendosi a Sole e a Urano, ma in serata promette di farsi perdonare, vediamo come. Ariete. La mattinata non sarà decisamente semplice, tutta una serie di cose da fare, da sbrigare, anche qualche confronto un po' acceso al lavoro, mentre invece dal pomeriggio in poi la giornata cambia decisamente tono e vi fa di nuovo allegri, attivi e passionali. Toro. È una mattinata un po' difficile quella di quest'oggi, proprio perché la Luna in Scorpione si opporrà a Sole e Urano nei vostri gradi, rendendo un po' elettrico tutto e prospettando un imprevisto al quale non avevate pensato. Non preoccupatevi, perché in serata tutto si aggiusta.
Gemelli, la giornata di oggi prevede una mattinata abbastanza serena e invece la complicanza del pomeriggio, proprio perché la Luna si sposterà in Sagittario, dando quindi luogo a tutta una serie di confronti e di scambi che non sempre saranno semplici da gestire, soprattutto in famiglia. Cancro. La Luna oggi vi accompagna con il suo trigono per la mattinata, mentre invece a metà giornata slitta in Sagittario e si fa di fuoco. È una luna decisamente oggi un po' ambigua, ambivalente, è una luna che però vi propone assolutamente di andare avanti nonostante le incomprensioni con il partner. Leone, una giornata oggi che vede uno splendido pomeriggio, salta a pie pari la quadratura dello Scorpione di stamattina, mentre invece il pomeriggio sarà fantastico, un trigono meraviglioso di emozioni e di passioni, cose che vi piacerà fare, cose che vi allietano, riprendere hobby, gioia dei figli e soprattutto una grande vitalità. Vergine, la giornata di oggi presuppone una buona mattinata da sfruttare fino in fondo, soprattutto per fare delle telefonate e prendere accordi. Di pomeriggio invece accuserete una grande stanchezza e sarà assolutamente lecito che riposiate a casa o che vi diate un po' di comfort. Bilancia, una giornata oggi che vede la Luna slittare simpaticamente nel pomeriggio in Sagittario, quindi una giornata ottima per le comunicazioni e per tutto quello che può riguardare la simpatia di amici e colleghi che vi fanno da supporto emozionalmente. Scorpione, in mattinata la Luna è ancora nei vostri gradi, per cui oggi sarà una mattina un po' tesa, proprio perché la Luna si oppone al Sole e Urano, quindi ci sarà sicuramente qualche esplosione delle vostre emozioni che sembrano deflagrare, mentre invece di pomeriggio le emozioni e la Luna saranno decisamente più contenute, saranno più lucide e oggettive e avrete anche bisogno di inquadrarle un po' in una dinamica complessa e analitica. Sagittario, protagonisti oggi della giornata proprio perché la Luna entra nei vostri gradi e subito si connette scherzosamente a Marte, dando quindi brio ed energia e rendendo voi i segni di fuoco assolutamente iperattivi in questa giornata fantastica. Capricorno, una giornata oggi che vede la Luna nel pomeriggio un po' pensierosa e valutativa, che vuole un po' gestire una serie di dinamiche interne al lavoro che vi portano però un po' lontano dalla dimensione affettiva. Il partner potrebbe ricordarvelo più o meno diplomaticamente. Acquario, giornata oggi che vede in mattinata ancora il fastidio della Luna in quadratura, mentre invece il pomeriggio si fa bello proprio perché la Luna entra nell'ambito delle vostre idee, amicizie, sogni realizzati, per cui oggi darete luogo a fantasia e a grande estro e sarete coinvolgenti come non mai. Pesci, giornata oggi che vede la mattinata molto serena, la Luna è amica, nel pomeriggio invece entra in quadratura, per cui sarà richiesta la vostra presenza in famiglia o in qualche affetto per risolvere una piccola bega che oggi affronterete nel vostro quotidiano. 13 maggio 1917, a Fatima 3 pastorelli raccontano la prima di 6 apparizioni della Vergine Maria. La Madonna parla con loro esortando tutti alla preghiera e rivela, nel corso dei successivi incontri, i famosi 3 segreti. Di questi il terzo verrà reso pubblico nel 2000 da Giovanni Paolo II, ma rimane comunque avvolto da mistero ed innumerevoli interpretazioni. Cut to the chase significa andare al sodo, cioè arrivare al punto essenziale di una questione senza perdere tempo in dettagli irrilevanti. Questo è un modo di dire inglese che ha la sua origine nel cinema americano degli anni 20 e 30, quando le scene di inseguimento erano molto popolari e spesso usate per concludere i film. La traduzione in italiano è andare al sodo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Oggi vi raccontiamo la storia travagliata di Chet Baker, icona del jazz. Nato in Oklahoma in una famiglia di musicisti, Chet ricevette la sua prima tromba a soli 11 anni, dando inizio a una carriera leggendaria. Baker è noto per aver plasmato lo stile West Coast jazz, ma la sua vita fu segnata anche da gravi problemi di droga e da incidenti personali come la perdita dei denti in un misterioso incidente nel 1966 che quasi compromette la sua carriera. Nonostante il successo e l'amore per l'Italia e la lingua italiana, Baker fu espulso da più paesi per i suoi problemi legali. La sua vita si concluse tragicamente il 13 maggio 1988, quando cadde dalla finestra del suo hotel ad Amsterdam con tracce di cocaina ed eroina nel sangue. Quella notte il mondo del jazz si fermò in suo onore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Gli uomini sono quello che sono non per quello che dicono, ma per quello che fanno. Siate sempre orgogliosi delle scelte che fate ogni giorno. Una di queste potrebbe ad esempio essere iniziare la giornata insieme a noi con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Quindi vi aspetto domani. Buona giornata dalla vostra Martina.